Centro anch'io. Centro anch'io. Rieccoci, Centro Anch'io speciale C'era una volta, ben trovati a tutti da Carlo e Federica. Siete numerosi, ci volete bene, ci fa piacere, ci seguite con affetto e davvero ci onora. Allora, oggi qui al Museo della Civiltà Contadina abbiamo trovato il martelletto. Vabbè, un martelletto che non è lo strumento per attaccare chiodi, inserire chiodi nel muro, ma è questo strumento musicale a percussione in legno, peraltro, costituito da questa tavoletta nel mezzo della quale è inserito poi verticalmente un traversino di legno funzionante da manico e da supporto del martello. Poi il manico del martello termina, vedete anche nell'immagine, con un perno inserito nel supporto. Vabbè, insomma, vi ho raccontato quello che vedete per lo schermo, ma ma come funziona? Tu lo sai, Federico, l'hai visto? Certo che lo so. Mamma mia! Vedi? Questo, Guarda, questo. Guarda, sì, devo spiegartelo. Il martelletto. Senti sì, che funziona. fa così, Ricordi, in una puntata parlammo anche della raganella, quegli certo. strumenti. Insomma, sono strumenti per farsi così. Esatto. Ed effettivamente anche questo veniva utilizzato durante la settimana santa. Sì, i ragazzi lo usavano. Ecco. E basta, metti il dito, vedi un po', prova. Vabbè, questo è quanto. Ora vediamo come sono andate le cose in centro, andiamo a interrogare qualcuno, va bene? Oh, amiche, amici bresciani, non ci crederete, abbiamo beccato il Cristianone in centro. Cristian De Rai, vabbè. La mia seconda casa, mi avete beccato nella mia seconda casa. Tu effettivamente la prima, se vuoi. Sempre in giro. Cristian De Rai, molto conosciuto, organizzatore di un sacco di eventi, un sacco di cose, bravo, forte, pluripremiato. Vabbè. Vediamo se pure se ne intende di brescianità e di oggetti in uso una volta nelle nostre campagne. Che sei? Cos'è, caro Cristian? Aspetta perché devo capire bene, perché È dritto, fidati. sembrerebbe un portaincenso. Ah, quindi una cosa liturgica, Una cosa liturgica, sì, mi darebbe quell'idea lì. In realtà è un fornelletto perché si utilizza perché sotto, vedi, si inserivano le braci e sopra si cuoceva la carne, generalmente carne insaccata di maiale, il salamine, il salame. Durante l'inverno, sai, per non rendere fumoso tutto l'ambiente domestico, magari questa pratica, questo lavoro si faceva sotto il portico della casa, della cascina, capisci? Quindi bracci, si cuoceva. C'è una griglietta antica. Una griglietta. Ma qual è il suo nome, il nome corretto secondo te? Portamescoli oppure fornel o portabrase? Portabrase. Sì. Portabrase per forza. È fornel. È un fornel portabrase. Perché si può cucinare e si cucina con le braccia. Vedi che il Cristian la sa sempre lui. Sono arrivato anch'io. Grazie, ciao. Buon lavoro, viva! Bravo Cristian, un caro amico di Brescia e dei bresciani col suo portabrasa. Oh, Federica ora alle prese con chi? Con una carrucola, questa la riconosco. La serelo, la carrucola. Va bene, in italiano carrucola, in dialetto bresciano serelo o sirelo, dipende un po'. Serelo. Dalle zone. Oh, pure questa è pesantina, vabbè, insomma, c'è quest'anima, questo parte in ferro. Sì, per tirarsi su la roba, no? Certo. Corda, veniva apposta una corda. E poi uno da su. Tri, che su e giù e su, col suo bel gancetto tantissimo. Da attaccare c'è questa staffa di ferro ovviamente, con il suo bel gancetto appunto, esatto, per appenderla a una trave. Tu la ricordi, l'hai mai utilizzata la serela? Ma dei miei amici ce l'hanno da su a giù per tirare su il pad dell'acqua. Sì, attaccata in cesto sotto, sì. Vedi, allora ancora utilizzata. E voi amiche e amici la ricordate? Ricordate questo attrezzo nelle cascine, nelle fattorie, insomma, nelle abitazioni di una volta? Sì, vabbè, vedetecelo raccontare. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Alla prossima, ciao. A risentirci, grazie. Centro anch'io.